senza filtri. Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. L'estate sta finendo e un anno se ne va. Sto diventando grande, lo sai che non mi va. In spiaggia di ombrelloni non ce ne sono più. È il solito rituale, ma ora manchi tu. Languidi brividi come ghiaccio bruciano quando sto con te. Baciami, siamo due satelliti in orbita sul mare. I gabbiani arrivino in città, l'estate sta finendo, lo sai che non mi va. Io sono ancora solo, non è una novità, tu hai già chi ti consola, a me chi penserà. Languidi brividi come ghiaccio bruciano quando sto con te. Baciami, siamo due satelliti in orbita sul mare. L'estate sta finendo e un anno se ne va. Sto diventando grande, lo sai che non mi va. Una fotografia è tutto quel che ho, ma stanne tu sicura, io non ti scorderò. L'estate sta finendo, un anno se ne va. Sto diventando grande, anche se non mi va. L'estate sta finendo, l'estate sta finendo, l'estate sta finendo. E niente, gli anni che sono passati sono 39, l'anno prossimo saranno 40 per questo pezzo dei Righeira, l'estate sta finendo. E però ogni volta in cui l'ascolto io mi ritrovo di nuovo a 5 anni davanti al jukebox del Bar di Melo a Sant'Onofrio, provincia di Catanzaro, mentre metto questo disco con 100 lire, 3 canzoni. L'estate sta finendo, oggi è il 26 di agosto e tutto sommato ci sentiamo tutti un po' così, che l'estate sta finendo e un anno se ne va, o no? Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno! Siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti che sta rimpiazzando
Pigi Pellegrin con Oltre la pagina, lo ritroveremo il 26 di settembre e in particolare, insomma, noi cominciamo questa prima settimana di questa quinta stagione, puntata numero 826 di Zoom, la cominciamo, diciamo, ancora con un tocco un po' estivo, perché in questa puntata, oltre ai classici faccia a faccia, ci sarà anche l'oggetto nostalgia che racconteremo, l'oggetto che vi evoca nostalgia delle estati passate, le estati degli anni 60, 70, 80, 90, insomma, fate un pochettino voi. 340 670 9659 se avete voglia di mandarci le nostre zappe, oppure 029294 7222 se vorrete intervenire per telefono. Avvisi alla comunità, come sempre. Intanto date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo, radiolibertà.net, il nostro bellissimo sito della radio, dove peraltro, siccome è diventata anche una testata online, un giornale online, trovate le firmissime, trovate gli interventi liberamente del nostro direttore Giovanni Sallusti, troverete, e c'è ancora, c'è tutto il Bamba della settimana, c'è Vittorio Feltri, c'è Giulio Cainarca con la sua rassegna stampa, ci sono le pillole e insomma troverete materiale croccante e interessante per le vostre orecchie, come avrebbe detto Ezio Greggio. Allora, iniziamo la nostra trasmissione. Come sempre vi ricordo le regole del Fight Club, quali sono. Quando intervenite via zappa o per telefono, primo, per quanto possibile evitate il turpiloquio, anche perché noi qui, come vedete, siamo abbastanza tolleranti, purché le parole siano dette con un certo senso compiuto, e secondariamente la polemica si fa sempre sulle idee, mai sulle persone, mi raccomando. Questa è come ogni prima puntata di ogni nuova stagione di Zoom. Io vi ricordo che queste sono le regole del Fight Club e sulla base di questo ci muoviamo. Un'ultima cosa, questa quinta stagione, che avrà termine ovviamente a giugno del 2025, pensate, arriveremo alla 1000ª puntata. Io avevo più o meno pronosticato il 13 di giugno, però siccome siamo partiti con questa settimana di anticipo, il 6 di giugno, quindi per il D-Day, avremo la puntata probabilmente numero 1000, quindi dovremo festeggiare degnamente, insomma, questo progresso a 4 cifre. Per adesso siamo a 826, quindi piano pianino vedrete che arriveremo a raggiungere anche quota 1000. Or dunque, iniziamo la nostra trasmissione. Prima di tutto voglio salutare in plancia comando il nostro Davide Big Boss, che è al comando della regia e che mi permette di proiettarmi in audio e video fino a voi, e in particolare andiamo a dare adesso un'occhiatina alle agenzie stampa. Come sempre diamo un'occhiata all'ANSA e poi alla BBC. L'ANSA apre con il primo faccia a faccia di quest'oggi, con il tema del primo faccia a faccia di quest'oggi. Di che cosa si parla? Del naufragio del veliero Bayesian, il comandante è indagato per naufragio e omicidio colposi. Oggi il conferimento degli incarichi per le autopsie delle 7 vittime. Ha battuto l'ANSA una ventina di minuti fa questa notizia. È indagato ufficialmente per naufragio, omicidio plurimo colposi James Cutfield, 50 anni, comandante neozelandese del Bayesian, il veliero affondato una settimana fa a Porticello, nel Palermitano, in cui sono morte 7 persone. I magistrati alla Procura di Termini Imerese lo hanno ascoltato ieri pomeriggio per la seconda volta a distanza di una settimana. Nel corso di 2 ore il comandante ha risposto sulla posizione alla deriva, sul portellone aperto, su quando è scattato l'allarme dopo il peggioramento delle condizioni meteo. Sono stati ricostruiti anche i circa 32 minuti trascorsi da quando il veliero ha iniziato a imbarcare acqua allo sparo del razzo avvenuto alle 4:38, come ha ricordato il procuratore di Termini Imerese Ambrogio Cartosio durante la conferenza stampa di sabato. Ma c'è la prima telefonata, quindi pronto? Chi è là? Buongiorno, mi chiamo Dante da Caronno Pertusella. Grande Dante, buongiorno a te. Buondì. Senti, volevo chiederti una cosa, forse magari fuori il tema di oggi. Volevo riferirmi all'attentato a Solingen, in Germania.
al Trump, no, al Ah, Trump. Trump, dimmi. Dopo i primi giorni che se ne parlava sempre, eccetera, chi ha sparato mi sembra che sia stato ucciso. Sì. E volevo sapere un po' se sono andate avanti le indagini sugli eventuali mandanti o roba del genere, perché non si è più sentito niente. Sì, le indagini sono in corso, ma detto questo è anche vero che, come dicevi tu, non se n'è detto più nulla. Trump addirittura Ti come... seguo per telefono, sì, per radio. Grazie. Ok, grazie a No, te. grazie intanto della tua Tanti telefonata. Sì, saluti. le indagini proseguono. È vero però quello che tu sottolinei, perché non solo, diciamo così, sembra quasi passato sotto silenzio l'attentato a Donald Trump, ma la cosa più interessante è che i vari media in America, i vari media, diciamo, tendenzialmente democratici, non hanno dato molta enfasi alla cosa. Addirittura c'era chi titolava "Il presidente Trump si è ferito accidentalmente", l'ex presidente Trump si è ferito accidentalmente e così via. Persino ChatGPT, l'intelligenza artificiale, diceva che non era accertata la verità del fatto che qualcuno avesse sparato a Donald Trump. Benissimo, e io sono Babbo Natale, già che ci siamo. Torniamo alla questione del Bayesian, perché io ne ho parlato con Fabio Mendolare. Questo è il primo faccia a faccia che inaugura la stagione. Oggi sarà una puntata con Fabio Mendolare che parlerà del Bayesian, poi alle 11:05 avremo il professor Claudio Ronco, nefrologo di fama, che da Vicenza, insomma, sostiene di aver trovato una possibile cura per ripulire il sangue dei pazienti che si sono trovati vittime degli PFAS, le sostanze perfluoroalchiliche, che in Veneto interessano qualcosa come 300.000 cittadini e che hanno provocato tutta una serie di malattie che la metà bastano, purtroppo. E poi avremo la professoressa Anna Bono con un lungo intervento. Abbiamo discusso dello Ius Scholae, ne parleremo alle 11:35. Poi alle 12:05 il Qui Parlamento col senatore Giancarlo Boff, sempre sul tema Ius Scholae. Allora, Davide, se tu sei pronto, abbiamo un'altra telefonata, rapidamente però. Pronto, chi è là? Sì, buongiorno, rapidamente. Volevo solo sentire il suo parere, Sì, buon dì visto che lei li, intanto. visto che lei li considera Orbene, tanto io voglio ringraziare... Non si sente più. Pronto? Pronto? Sì, mi dica il parere? Il parere sui tanto democratici americani, cosa ne dice lei, come si stanno comportando con quel giornalista Assange, che lo vogliono dall'Inghilterra, lo vogliono riportare in America e addirittura quel povero uomo lì si è beccato 150 anni di galera dagli Stati Uniti solo per avere scritto delle cose che io ritengo fondamentalmente giuste e sincere. Grazie. Guardi, la questione non è avere scritto cose giuste e sincere, lui non le ha scritte, lui le ha rubate, che è diverso. E quando si fa irruzione all'interno degli archivi segreti e si porta fuori del materiale, è chiaro che ci sono dei reati che vengono commessi, molto semplicemente. Detto ciò, ci sono gradi di giudizio in Occidente, c'è una magistratura, c'è la possibilità di difendersi, per cui prima di fare 150 anni di galera ce ne vuole. Soprattutto la cosa che più cioè lei dice, lei che li difende tanto gli americani, io non li difendo, semplicemente sono un occidentale, sono contento di vivere nella libertà e nella democrazia e nei valori e nei vantaggi che l'Occidente mi offre, a differenza delle autocrazie che ci sono in giro. E le ricordo quello che diceva Winston Churchill degli americani. Ogni qualvolta gli si faceva una critica rispondeva: sì, certo, è tutto vero, ma sono gli unici americani che abbiamo. E lui aveva piegato Hitler, per cui sapeva quello che diceva. Va bene, Davidino, allora, Davide carissimo, passiamo al faccia a faccia con Fabio Mendolara sul tema dello yacht Bayesian, con tutte le cose che per il nostro Fabio, valentissimo cronista in nera della verità, insomma, diciamo che qualche dubbio ce l'ha pure lui. State a sentire che cosa ci siamo detti.
Orbene, io voglio ringraziare e ritrovare in questa calda estate il nostro collega e amico Fabio Amendolara, valentissimo notista, o meglio cronista di Nera per La Verità, e in particolare uno dei casi dei quali lui si sta occupando è quello dello yacht che si è inabissato al largo di Porticello, in provincia di Palermo, e in particolare questo yacht a bordo del quale c'era questo miliardario inglese, il quale a sua volta insomma ha portato con sé tutta una serie di misteri, teorie del complotto e molto molto altro ancora. Allora Fabio, come stanno le cose al momento? Ma è ancora tutto molto, come dire, avvolto dal mistero. Intanto partiamo da un dato di fatto. Questo yacht super lusso nel 2009 dalla stampa di settore, e ce n'è tanta, io non lo sapevo, però sfogliando un po', cercando in giro, ho visto che ci sono molte riviste dedicate alla navigazione e soprattutto a questi yacht di lusso. Nel 2009, anno successivo alla sua costruzione, è stato definito, oltre che inaffondabile, diciamo il miglior natante di quell'anno, e non solo per la qualità, diciamo, il pregio degli interni e i materiali con i quali era stato costruito, ma anche per tutti quegli accessori legati alla sicurezza. Quindi c'erano delle chiusure dei boccaporte automatiche e immediate, c'erano oltre alla scatola nera anche un sistema per lanciare gli SOS elettronico. Insomma, c'era un sacco di novità avveniristiche legate alla sicurezza che diciamo lo rendevano molto sicuro. L'altro aspetto che mi ha fatto, come dire, mi ha lasciato un po' sorpreso è che lo yacht va giù in pochissimi secondi per la tromba d'aria, mentre una goletta che se la mettiamo a confronto sembra un barcone di quelli con cui arrivano dai paesi africani i migranti, che invece ha retto veramente a pochi metri. E così anche altre piccole barche. Va giù soltanto lo yacht. Scavando tra diciamo, il passato dei personaggi che poi erano presenti sulla barca, 6 dei quali hanno lasciato la vita, è saltato subito all'occhio, diciamo, il passato del proprietario dello yacht, Lynch, che aveva avuto dei problemi giudiziari a livello finanziario per la vendita di una società. Partiamo dal presupposto che si tratta di un imprenditore del settore informatico che aveva avviato diverse società. Una di queste finisce, diciamo, in un procedimento giudiziario, lui però viene assolto. I giornali inglesi hanno subito ricollegato, diciamo, questa morte a un'altra morte di un certo Chamberlain, che era un socio in questa società di Lynch, e aveva avuto anche lui gli stessi problemi, anche lui era stato assolto. Questo Chamberlain muore in Inghilterra il giorno prima dell'affondamento, in un incidente stradale che pure ci definiscono come sinistro, come strano. La scoperta che abbiamo fatto noi della Verità invece è questa, ma è stato semplicissimo. Abbiamo semplicemente cercato sui profili LinkedIn di entrambi e abbiamo visto che entrambi condividevano anche un'altra esperienza societaria. Lynch aveva fondato un'azienda che si occupa di intelligenza artificiale, che si chiama Darktrace. Sì. Chamberlain era stato direttore della Darktrace. Darktrace è un'azienda alla quale si è rivolta anche l'intelligence israeliana e ha usato i suoi strumenti per individuare alcuni
esponenti di Hamas. Accade che nel 2023 Chamberlain lascia la Darktrace perché c'è un esposto. Anche in questo caso viene fatto un esposto sempre per questioni finanziarie. Non ci sono stati poi degli svolti giudiziari, ma il titolo, perché la Darktrace era quotata in borsa, il titolo va giù di colpo e non si capisce per quale motivo questo Chamberlain, insomma, proprio nel periodo in cui arriva questo esposto, lasci la Darktrace, cambia totalmente vita, comincia a fare l'amministratore finanziario di un piccolo club ma storico inglese, il Cambridge United, che un tempo aveva anche militato, diciamo, nella prima Premier League, nella prima divisione inglese. Oggi invece, diciamo, milita nella nostra Serie C, diciamo, sì, un campionato equivalente alla nostra Serie C, e aveva ricominciato si era rilanciato così e aveva ricominciato la sua vita cercando nuove passioni, insomma. E muoiono tutte e due in circostanze strane. Aspettiamo qualche dettaglio interessante dall'inchiesta siciliana, che però tarda ad arrivare. Io nel primo articolo che ho scritto, diciamo, su questa storia, già mi ero chiesto un po', ho detto adesso va a finire che, visto che è inaffondabile, si butteranno sulla catena di comando o su come, diciamo, magari c'è stato qualche errore di progettazione, e effettivamente dopo qualche giorno un po' l'esperienza mi ha aiutato, perché il PM, tramite le agenzie di stampa, devo dire anche le solite agenzie di stampa, perché questo è stato anche un po' denunciato dall'Associazione della Stampa, la Federazione Nazionale della Stampa, e cioè che la Procura ufficialmente si trincera dietro la legge Cartabia e dice no, non possiamo parlare, non possiamo dire nulla finché non finiscono le indagini. Però poi, come al solito, come dire, sempre con i soliti noti, delle notizie poi trapelano, e siccome poi non vengono smentite capiamo bene da dove partono. E come immaginavo, si sono buttati gli inquirenti sulla catena di comando, dove cercano di capire se c'è stato qualche errore, e anche sugli difetti, diciamo così, presunti difetti di progettazione. È un'indagine molto prevedibile. Oggi scopriamo che non hanno fatto addirittura l'alcol test sul comandante, dicendo che non era un obbligo né la priorità, forse lo dicono per mettere le mani avanti. Si tratta di un errore, insomma, macroscopico, anche perché il comandante di questo yacht era un comandante esperto, un neozelandese, che i giornali neozelandesi ci presentano come un ottimo timoniere. Aveva lavorato per un magnate, un miliardario turco fino a qualche anno fa, poi l'aveva ingaggiato Lynch proprio per questa crociera che volevano fare nel Mediterraneo. E difficile immaginare che sia stato preso di sorpresa e che abbia sbagliato le manovre. L'alcol test forse era necessario farlo, però ci troviamo come al solito, forse perché è una piccola procura, quella di Termini Imerese, forse perché, però in realtà non dovrebbero essere neanche nuovi a indagini di questo tipo, perché c'era stata un'altra tragedia pochi mesi fa nella stessa area, era andato giù, diciamo, questa volta un natante italiano. Quindi diciamo, sorprende, diciamo, questa svista abbastanza importante. Quindi attendiamo di capire i magistrati verso quali determinazioni si orienteranno. Senti, ma tu accennavi appunto agli strumenti per combattere Hamas. Infatti c'è chi parla dell'ombra dei servizi segreti, parla dell'ombra di un eventuale attentato. Ci può essere questa pista, ci può essere questa ipotesi? Oggi, per esempio, si parla, e ne parla proprio La Verità, si parla di un eventuale attacco hacker che non avrebbe lasciato quindi tracce. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
diciamo, in questo campo, che poi è il campo in cui si muoveva Lynch, può essere accaduto di tutto. Ovviamente non è da escludere. Gli inquirenti mi sembra che non siano molto, diciamo, si siano fiondati su questa pista. È più una pista mediatica in questo momento. Ho paura però che si stia perdendo tempo sulle questioni tecniche. Oltretutto non è ancora stato recuperato lo yacht, è ancora in fondo al mare, e si trascurino nel momento più importante tutte le altre questioni, che in un'indagine di questo tipo, dove sono morte 6 persone, non dovremmo permetterci, perché se poi si dovesse scoprire anche per caso che effettivamente c'è stato un attacco hacker, che effettivamente c'è lo zampino di qualche straniero in Italia, allora a quel punto potrebbe essere poi troppo tardi. Mi dispiacerebbe fare, diciamo, la solita figura barbina, soprattutto con gli inglesi, dove spesso in indagini che si sono incrociate con l'Italia ci hanno, come dire, dato qualche punto di distanza con loro in avanti, e insomma dovremmo dimostrare invece che nulla viene lasciato al caso. Certamente. Ecco, diciamo così, ora che cosa ci dobbiamo attendere dall'attività degli investigatori, secondo te? Cosa potrebbe venire fuori? Ci potrebbero essere sorprese? Io spero che recuperino terreno. Finora ho visto il minimo sindacale, quello che si dovrebbe fare per il protocollo, cioè disponi le autopsie, fai un'analisi del relitto, anche se, diciamo, ancora inabissato, ma hanno visto che la chiglia è danneggiata, hanno visto che l'albero maestro è ancora intatto, quindi ci sono già dei dettagli. Hanno sentito il comandante e i testimoni, e la questione per il momento ferma lì. Un'indagine di questo tipo, insomma, ci sono un sacco di attività che possono essere avviate, a partire, visto che la stampa batte molto sui servizi segreti, la spy story e quant'altro, si poteva cominciare anche a convocare qualcuno che, anche per vie ufficiali, qualcuno che, anche solo per capire se il nostro controspionaggio è informato di qualcosa, insomma. Ecco, un'ultima cosa, Fabio. Ieri si parlava, è stato intervistato anche l'esperto che si è occupato del recupero della Costa Concordia. Allora, a maggior ragione, ti dico, dall'eventuale recupero del relitto dello yacht si potrebbero avere delle risposte o sorprese, secondo te? Allora, risposte, come dire, tecniche sicuramente. Risposte informatiche credo che sia ormai un po' difficile, perché immagino che l'app abbia danneggiato buona parte, diciamo, dei congegni elettronici. Però si potrebbe andare a controllare sui cloud, si potrebbe cercare di risalire a qualcosa tramite anche i cloud dei sistemi dei telefoni cellulari di Lynch e dei suoi ospiti, ma anche quello del comandante, insomma. Ci sono delle attività che permetterebbero di fare qualche passo in avanti. Vediamo allora che cosa succederà. Tanto l'esperto del recupero della Concordia dice ci vorrebbero massimo 2 mesi e bisogna tentare questo recupero prima di ottobre. Quindi è probabile che nei prossimi 60 giorni, se davvero verrà ordinato il recupero del relitto, è probabile che allora le sorprese non mancheranno. Grazie Fabio. Grazie a te e ai radioascoltatori. Per interagire con Radio Libertà, inviaci un messaggio di testo, audio, video al nuovo numero dedicato a te, 340 6709 659, 340 6709
659. Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio. E rieccoci le 11:05 minuti e 30 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, Antonino Danna al microfono con voi. Per rispondere anche alla nostra ascoltatrice precedente, setting the record straight, errata corrige, direbbero gli americani. Bene, il fondatore di Wikileaks, Julian Assange, è un uomo libero dopo aver formalizzato il 26 giugno scorso un accordo con la giustizia statunitense che ha chiuso una saga legale durata quasi 14 anni, per cui Assange non andrà in galera, Assange non ha davanti a sé 175 anni di prigione, molto semplicemente proprio perché siamo in Occidente, come vedete, lui gode dei nostri stessi diritti e di conseguenza ha avuto la sua agognata libertà. Altrove gli avrebbero fatto bere un buon tè caldo oppure l'avrebbero spedito in qualche bella Hawkeye a rieducarsi, a riflettere sulle idee, perché, tanto per ricordarlo ai nostri ascoltatori, esistono delle nazioni, di cui alcuni sono estimatori, le quali solitamente risolvono i problemi in questo modo, e francamente in Occidente questa roba anche no, grazie. Adesso passiamo a un altro argomento che abbiamo affrontato spesso qui a Zoom, sono gli PFAS, che sono le sostanze perfluoroalchiliche, e in particolare che cosa è successo? Beh, dovete sapere che a Vicenza c'è un professore geniale che è il professor Claudio Ronco, che è già al telefono con noi e lo ringrazio del suo tempo. Il professor Ronco è il creatore, tra l'altro, dell'IRRIV, Istituto Internazionale di Ricerca sulle Malattie Renali, International Renal Research Institute, in quella appunto di Vicenza, che proprio quest'anno festeggia anche i 30 anni di fondazione. Ecco, qualche giorno fa sul Corriere della Sera, nell'edizione del Veneto, si poteva leggere questa interessante cura per ripulire il sangue di chi soffre degli PFAS, che sono tutta una serie di metalli pesanti, elementi cancerogeni e non solo, che nel corso degli anni, dagli anni 70 in poi, alcune aziende, a causa della loro attività chimica, è capitato insomma che questo materiale velenoso percolasse giù nella falda freatica e finisse per avvelenare la vita di un cratere stimato di circa 300.000 cittadini. Professore, buongiorno, benvenuto tra noi e grazie del suo tempo. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Grazie a lei. Senta, professore, sono 2-3 anni che nel corso di questa trasmissione noi seguiamo il problema degli PFAS e aggiungo un ulteriore dato. Il cratere da 300.000 abitanti è localizzato appunto nel Vicentino, nel Padovano e in parte del Trevigiano. In che cosa consiste questa cura che lei sta sperimentando? Allora, faccio una brevissima premessa. Sì. Nel nostro istituto noi da sempre ci occupiamo di terapie extracorporee. Che cosa sono queste terapie extracorporee? Forse la gente le conosce meglio come dialisi o sistemi di filtrazione del sangue. Comunque sono tecniche che si basano sul passaggio del sangue attraverso filtri speciali per poter depurare appunto il sangue in soggetti, per esempio, che abbiano perduto la funzione renale. In realtà, più recentemente abbiamo sperimentato anche nuove tecniche per ripulire il sangue da sostanze non desiderate, come per esempio nel caso di intossicazioni da farmaci, nel caso di avvelenamenti, morsi di serpente, cose di vario genere che vanno a determinare la presenza di sostanze diciamo velenose o comunque non desiderate nel sangue dei pazienti e determinano un danno a diversi organi. Noi abbiamo anche utilizzato queste nuove tecniche, per esempio nel corso dell'epidemia di Covid. Perché? Perché nel Covid si realizzano delle condizioni a livello del sangue in cui ci sono dei fattori circolanti dell'infiammazione, i cosiddetti mediatori chimici,
che possono essere molto dannosi. Allora, queste nuove tecniche sono basate su delle sostanze polimeriche sintetiche. Una volta si usava il carbone vegetale, che però non era tanto gradito diciamo dal sangue, perché era un elemento poco biocompatibile, cioè poco accettato dal sangue, che creava delle reazioni. Invece questi polimeri nuovi sono molto ben accetti dal sangue, il quale può fluire appunto su un letto di una serie di palline create di questi polimeri, che assorbono come fossero delle calamite per alcune sostanze specifiche, sostanze che hanno delle caratteristiche particolari, per esempio di essere non idrofiliche, cioè di non amare l'acqua, ma di essere più orientate verso i grassi, quindi noi le chiamiamo lipofile o amanti dei grassi. Fra queste, naturalmente, mi era venuto in mente che ci sono i cosiddetti PFAS, le sostanze perfluoroalchiliche, che hanno una particolare affinità per questo tipo di componenti chimiche, per cui ho pensato di utilizzare questi sorbenti in una circolazione in vitro, dove sono andato a vedere se effettivamente questi sorbenti erano in grado di rimuovere. E quello che abbiamo visto è che una cartuccia del peso di 300 grammi, quindi veramente anche abbastanza limitata in termini di quantità e di peso, è in grado di rimuovere completamente nel giro di 60-120 minuti più di 30-35 componenti perfluoroalchiliche che noi avevamo testato in un campione di acqua che era stato prelevato dal nostro responsabile della sanità pubblica in un'area particolarmente contaminata. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo pubblicato su una rivista scientifica i risultati di questa ricerca, che dimostra la fattibilità di rimuovere attraverso una circolazione extracorporea i PFAS da una fase liquida, che in questo caso era acqua, ma che potrebbe essere naturalmente il plasma o il sangue. Da questo ne sono scaturiti alcuni articoli che originariamente erano stati un pochino così pensati per celebrare, come diceva lei giustamente prima, i 30 anni della nascita del nostro istituto, che però naturalmente hanno richiamato particolarmente l'attenzione dell'opinione pubblica su questo ultimo studio della rimozione dei PFAS. Vi ricordo che il nostro istituto è soprattutto caratterizzato da un'attività che è non profit, naturalmente, che si basa su attività di ricerca, dove abbiamo formato ricercatori di tutto il mondo, eccetera, e la cui realizzazione più importante è l'apparecchiatura Carpe Diem, che è un'apparecchiatura per la dialisi dei bambini neonati interamente pensata e sviluppata nel nostro istituto, e che oggi viene usata in tutto il mondo e che ha ridotto di più del 50% la mortalità dei bambini neonati con problemi di malattie renali. Quindi diciamo che l'istituto produce risultati di ricerche, è affiliato naturalmente all'ospedale di Vicenza e all'Università di Padova, e tutto sommato questo è stato uno dei risultati pubblicati recentemente, che è stato poi ripreso dalla stampa. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Sì, decisamente. E tra l'altro voglio ricordare a chi ci ascolta che il professor Ronco ha all'attivo qualcosa come 1500 pubblicazioni sulle riviste scientifiche, quindi stiamo parlando con una persona che definire un esperto è veramente il minimo sindacale. Ma professore, senta, più o meno qual è il ritratto tipo, l'identikit tipo di chi si rivolge a voi con i problemi da PFAS? Perché gli PFAS che cosa fanno ai reni? Allora, prima di tutto dobbiamo dire che la Regione Veneto in particolare ha attenzionato questa problematica in maniera significativa,
tanto che per esempio nel nostro ospedale, ma anche in altri ospedali, ci sono proprio degli ambulatori integrati sulla problematica dei PFAS, per cui le persone che ritengono di essere state esposte o di aver avuto delle esposizioni a acque contaminate o in ogni caso che vivono in aree potenzialmente contaminate possono essere visitate da un team multidisciplinare che prevede la medicina interna, prevede la cardiologia, prevede la endocrinologia e prevede la nefrologia. Queste sono sostanze che tendono a essere un pochino incorporate nell'organismo e entrare non solo nel sangue ma addirittura nei tessuti. Sono state ritenute responsabili di patologie anche a lungo termine, fra cui alcune patologie addirittura di tipo oncologico a livello urogenitale, eccetera, per cui l'attenzione naturalmente è massima. Ora, la rimozione che noi possiamo operare è direttamente sul sangue, ma se queste sostanze si sono in qualche modo indovate nei tessuti, la rimozione dal sangue, che potrebbe avere delle concentrazioni molto alte, determina un gradiente di trasporto dai tessuti al sangue, per cui in sessioni successive noi possiamo depurare anche i tessuti. Ora, tutto questo è stato fatto in passato con sistemi, per esempio, come la plasmaferesi, che è un sistema di filtrazione del plasma e del sangue. Questi sistemi che invece noi abbiamo sperimentato, ma ripeto, li abbiamo sperimentati per il momento solamente in vitro, dimostrando la grande efficienza e la grande capacità di rimozione, potrebbero avere una efficienza superiore di 10 volte rispetto a quelle utilizzate fino ad ora. Tuttavia, ancora non abbiamo eseguito terapie in vivo, quindi su pazienti, e per questo infatti stiamo attendendo anche delle indicazioni per capire se si vuole creare per esempio uno studio scientifico, cosa che noi siamo sempre favorevoli a fare perché non c'è nulla di meglio della rigorosità e della scienza per dare sicurezza naturalmente alle nostre ricerche, oppure se vogliamo in alcuni casi utilizzare queste terapie direttamente, visto che queste cartucce che noi utilizziamo già per altri meccanismi sono assolutamente approvate dal Ministero, marchiate col marchio CE e quindi sono utilizzabili per circolazioni extracorporee. E cartucce del genere, diciamo in scala, si potrebbero utilizzare per depurare per esempio le condotte delle acque bianche che arrivano nelle città, le condotte degli acquedotti, perché naturalmente il problema è che gli PFAS si trasmettono appunto grazie all'acqua della falda freatica, quindi in attesa di procedere con le bonifiche e tutta la pulizia necessaria, perché ci sono anche dei lavori chiaramente di bonifica, sperando di impedire che il percolato vada a finire ancora una volta dentro la falda freatica, entrando di nuovo in circolo nell'alimentazione umana e nel, diciamo così, circuito delle acque. Certo, la sua domanda è particolarmente centrata e intelligente. Naturalmente quello che abbiamo eseguito in vitro dimostra che sì, certamente sarebbe possibile creare una depurazione a monte. Quello che non so e non conosco è se questo tipo di sorbente che noi utilizziamo in piccole quantità e che risulta anche abbastanza costoso per le terapie extracorporee possa essere realizzato a livello industriale in maniera molto più quantitativamente elevata e soprattutto riducendone i costi per ottenere una depurazione su vasta scala. Teoricamente questo è possibile, si tratterebbe di capire se la produzione è possibile e se tra l'altro io pensavo anche a una cosa ulteriore,
se questi materiali fossero possibilmente rigenerabili, perché magari se una volta che noi li abbiamo utilizzati potessimo rigenerarli, allora anche i costi verrebbero ridotti in maniera significativa. Credo che sia interessante il fatto che la nostra ricerca ha aperto uno spiraglio in un settore dove c'è bisogno di capire veramente che cosa fare, e a questo punto la scelta sul che cosa fare, come farlo, naturalmente è di tipo istituzionale, mentre noi siamo soldati, diciamo, di un esercito di ricercatori, e offriamo delle idee e delle soluzioni. Non sta a noi poi proporre delle soluzioni finali. Tuttavia il significato del nostro istituto è sempre stato proprio quello di generare una soluzione a un bisogno che la nostra analisi clinica trovava ancora non risolto, generare uno strumento come può essere stata la macchina Carpe Diem, come può essere questa cartuccia o altro, che alla fine va a proporre una soluzione a un problema non risolto. Fatto questo, il salto successivo è quello di arrivare a una produzione industriale, a una commercializzazione, eccetera, che però è lontano dai nostri interessi. Pensi addirittura che per quanto riguarda Carpe Diem io non ho voluto nemmeno brevettarlo, per fare in modo che fosse una macchina aperta alla possibilità di tutte le istituzioni di utilizzarla senza nessun tipo di guadagno economico. Senta, glielo dico pubblicamente, lei è un galantuomo. Scusi, uno che fa una cosa del genere non la brevetta perché non ci vuole fare soldi sopra, mi permetta, lei è un galantuomo. Ora può anche io credo che ci siano tanti modi di fare i quattrini, e come dicevano gli antichi, pecunia non olet, quindi tutti dobbiamo portare a casa la pagnotta alla sera e dobbiamo avere la possibilità di dare alle nostre famiglie un guadagno corretto. Farlo sulla pelle della gente forse non è la cosa più diciamo giusta, e quindi io penso che se uno fa il medico e fa il ricercatore, il primo scopo deve essere quello di un'applicazione morale delle ricerche e dei risultati. Guardi, sono pienamente d'accordo con lei e la voglio ringraziare soprattutto per averlo detto pubblicamente qui in trasmissione alla radio. Veramente lei ci ha dato anche una lezione, insomma, là fuori non è tutto brutto. Ecco, grazie per averci ricordato il fatto che là fuori non è tutto brutto. Allora, a maggior ragione le chiedo, visto che ha festeggiato i 30 anni di fondazione dell'IRRIV, cosa c'è nei prossimi 30? Allora, guardi, le posso dire, c'è stata una riunione noi abbiamo invitato tutti i nostri cosiddetti fellows, che sarebbero praticamente i medici che sono stati formati nel nostro istituto, a ritornare a Vicenza in giugno di quest'anno. È stata una riunione stupenda perché abbiamo rivisto persone che poi sono diventati professori, direttori nei loro paesi, da Singapore al Canada, da Tokyo a Bangkok, sono diventati veramente anche personaggi importanti, ma loro si definiscono Irrivians, quindi figli della famiglia Irriv. È come se io avessi 250 figli scientifici in giro per il mondo, e questa è una grandissima soddisfazione, vedere che fra loro parlano, che collaborano, che moltiplicano la conoscenza facendo ricerche combinate. È veramente il sogno massimo che può avere un ricercatore, e cioè che i suoi allievi diventino meglio di quello che era lui. Per i prossimi 30 anni io penso che sia importante intanto pianificare il domani. Diciamo che uno dei segreti del nostro istituto è non fare mai il passo più lungo della gamba, cercare di amministrare bene le poche risorse che abbiamo, di dare a dei ragazzi la possibilità di studiare e di diventare bravi, perché seminare in questo senso vuol dire
veramente creare il nostro futuro. Le ricordo un detto famoso che era quello che il peccato originale non è stato quello di avere mangiato dall'albero del male, ma il peccato originale è quello di non abbeverare l'albero della conoscenza. Ecco, io credo che quando noi diamo a un giovane la possibilità di studiare, di fare ricerca e di trovare un lavoro, credo che abbiamo fatto quello che veramente mette le basi del nostro futuro. Professore, io la voglio ringraziare intanto del suo tempo, secondo della lezione di dignità che ci ha impartito, perché comunque ci ha raccontato, insomma, anche il lato etico della ricerca, e terzo, noi restiamo in contatto perché avremo modo di incontrarci a questo punto. La ringrazio molto, professore. Siete invitati a venire a visitare il nostro istituto. Noi diciamo che siccome è un istituto che vive di donazioni e di contributi liberali, di benefattori, eccetera, il nostro istituto è un istituto con i muri di cristallo e quindi la trasparenza è la cosa più importante. Quando verrete, se verrete, vi offriremo un caffè e vi mostreremo quello che stiamo facendo e abbiamo anche qualcosina di nuovo che sta bollendo in pentola, naturalmente. La prendo in parola e verrò a trovarvi il mese prossimo. Grazie. Arrivederla, mi stia bene. Grazie ancora. E allora, bella gente, che dire di più? Io vi dico la verità, sono contento di aver sentito il professor Ronco, perché insomma, come vedete, c'è un'Italia buona e pulita là fuori. Non è tutto schifo, non è tutto ladrocinio, non è tutto cattiveria, non è tutte le cose sbagliate che giustamente vengono denunciate tutti i giorni e che leggiamo sui giornali. Come vedete, c'è sempre, come diceva Sandro Pertini, io non considero il popolo italiano superiore agli altri, ma non lo considero nemmeno inferiore. C'è sempre uno tra noi che si fa accoppare per una causa giusta. Io auguro ovviamente al professor Ronco di campare 1000 anni in ottima salute, altro che accoppare, perché uno che brevetta una macchina per la cura e la dialisi dei neonati, o meglio, uno che realizza una macchina per la dialisi dei neonati e non la vuole brevettare perché non ci vuole fare soldi sopra, se non è un galantuomo, voi come lo etichettereste? Io credo che siamo tutti d'accordo su questo e avremo modo poi di raccontare allora le avventure dell'IRRIB, avremo modo di incontrare il professore di persona, mi fa molto piacere. Or dunque, allora, noi adesso, caro Davide Big Boss, ce ne andiamo in pausa e poi parliamo di scuola, ma prima ci facciamo precedere da Renzo Arbore che con la sua consueta eleganza swing canta un successo degli anni 40, La classe degli asini, anno di grazia 2002, a tra poco. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. La classe terza D sta sfogliando il sillabario, ripassando l'ABC. Entra il professore con gli occhiali e il cravattone. Ai ai ai, con quel registro ci sarà interrogazione. Signorina Maccabei, per favore dica lei dove sono i Pirenei. Professore, io non lo so, lo dica lei. E sentiamo Massinelli, dimmi re degli Assinelli, dove sono i Dardanelli. Professore, io non lo so, lo dica lei. Dal cortile che confina con l'università salta fuori una galera
domanda fa. Sentiamo un po'. Professore, per favore, mi sa di se è nato prima l'uovo pure la gallina. Che figura, il professore non lo sa. Con l'università salta fuori una gallina e una domanda fa. Sentiamo un po'. Professore, per favore, mi sa di se è nato prima l'uovo pure la gallina. Che figura, il professore non lo sa. Il professore non lo sa. E puntuale come sempre alle 11:31 e 59 secondi, 11:32 adesso, il nostro Big Boss Davide mi ridà la linea qui sulle magiche onde di Radio Libertà con Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, in sostituzione del buon Pizzi Pellegrin che ritroverete tra un mese in questo orario. Però tranquilli, perché noi in ogni caso abbiamo salvato Max Del Papa, quindi domani, perché io sono Max Del Papa dipendente, anzi tossicodipendente di Max Del Papa, quindi domani avrete la vostra razione di Max Del Papa anche all'interno di Zoom e sarà tutto uno schifo, come dice lui, è tutto uno schifo. No, è bravo Max Del Papa, e quando denuncia le cose, quando dice appunto che è tutto uno schifo, ha pienamente ragione sulle cose che denuncia. Tra l'altro mi permetto di sottolineare il Faro di Max Del Papa, suo bellissimo blog dove lo potete sostenere, e naturalmente anche nicolaporro.it dove lui scrive i suoi interventi, un'altra realtà pure interessante nella quale trovate spunti di riflessione firmati dal nostro Max. Allora, bella gente, si sono fatte le 11:33 e 20 secondi e in particolare avete ascoltato Renzo Arbore con La classe degli asini e noi andiamo a parlare di Ius Scholae, tema che ha fatto irruzione negli ultimi 5-6 giorni. Forza Italia che prima dice sì, poi dice la buonanima di Berlusconi era a favore, poi viene fuori il video, giustamente, nel quale Berlusconi dice di no, poi ne viene fuori un altro, ma no, Berlusconi voleva dire di sì. Insomma, qui la situazione è tale che si è creata maretta, lo possiamo dire, si è creata maretta, o almeno ci sembra si sia creata maretta nella maggioranza. E allora io ne ho parlato con chi se ne occupa di immigrazione, con chi se ne occupa di scuola, la professoressa Anna Bono, che come voi sapete è africanista, è una professoressa universitaria, e quindi chi meglio di lei può coniugare sia il tema dell'immigrazione che il tema dello Ius Scholae a scuola? È una conversazione un po' lunghetta, ma gli spunti di interesse non mancheranno. Commentatela al 340 670 9659. Vai pure, Davide. E allora, la mia prima ospite di questa nuova stagione è la professoressa Anna Bono, africanista, voi tutti la conoscete e apprezzate la sua lucidità ed estrema capacità di analisi dei problemi dell'Africa e dintorni. E in particolare io oggi la interpello perché ho letto un suo intervento sulla Nuova Bussola Quotidiana
il cui succo è ius scholae, riforma inutile, ed essere stranieri non è un insulto, che peraltro è una cosa quanto mai, diciamo così, condivisibile. Ecco, professoressa, intanto grazie del suo tempo e grazie per essere ancora una volta tra di noi. Buongiorno, grazie a voi. Grazie. Quello che le vorrei chiedere è appunto questo, cioè perché è esploso improvvisamente il bisogno urgente dello ius scholae e perché peraltro Forza Italia sta facendo di tutto per avere questo dibattito, questo ius scholae, sono andati addirittura a tirare via Silvio Berlusconi, un video in cui lui dice di sì, un video in cui lui dice di no, Tajani che dice no, Berlusconi era a favore, eccetera, eccetera. In realtà questa è un'idea che viene addirittura dai 5 Stelle, o mi sbaglio? Sì, è giusto, arriva dal Movimento 5 Stelle che nel 2017 aveva proposto una legge che poi non è passata, chiedendo che completato il ciclo di studi inferiori, cioè le scuole elementari, i figli di stranieri nati in Italia e forse anche arrivati in Italia da piccoli potessero ottenere la cittadinanza italiana. Invocando, ecco perché si chiama ius scholae, fa riferimento come condizione ad aver frequentato un ciclo di studi. Prima ancora era stata proposta un'altra formula, era lo ius culturae. Sì. Anche in questo caso la condizione era aver frequentato un ciclo di studi, ma eventualmente anche aver seguito dei corsi professionali, quindi non necessariamente le scuole elementari. Queste erano le proposte, essendo fallita la richiesta dello ius soli, cioè di cambiare la Costituzione italiana che prevede la cittadinanza come acquisita di padre in figlio, quindi ius sanguinis, sostituire questo ius sanguinis con lo ius soli. Chi nasce in Italia comunque è italiano per il fatto di essere nato sul suolo in territorio italiano. Lei mi domanda come... No, io dico, ma si rendono conto che questo è sostanzialmente un aprire i cancelli e dire venite tutti quanti qui? Non lo so se questo significa aprire i cancelli, certo significa cambiare radicalmente la concezione dell'italianità, perché pensi che lo ius sanguinis nella nostra accezione è tale per cui anche un italiano nato all'estero, basta che abbia neanche il padre, anche un nonno, un avo che è stato italiano e può chiedere di diventare cittadino italiano. Sono molti, per esempio, gli argentini che hanno usufruito di questa possibilità. Niente meno. Certo, poi la questione, lei mi chiedeva come mai Forza Italia, il Sì, ministro appunto, Tajani, perché e lì, Tajani... ecco, lì bisognerebbe chiederlo a loro, anche perché io proprio non me lo spiego. Perché? Perché nella proposta attuale, cioè la proposta attuale è nettamente diversa da quella del Movimento 5 Stelle, perché dice Forza Italia, dice Antonio Tajani, non un ciclo di studi, ma aver completato la scuola dell'obbligo. La scuola dell'obbligo si intende conclusa all'età di 16 anni. Sì. A 18 anni qualsiasi ragazzo o ragazzina che sia vissuto in Italia continuativamente, ovviamente si parla di residenza legale, nato da genitori stranieri, anche arrivato da piccolo con genitori stranieri, ha facoltà di chiedere
la cittadinanza italiana. Quindi 16 anni e 18, che differenza? Cioè, mi sembra una differenza... Nessuna, anche perché, voglio dire, e dopo cosa fanno? E dopo cosa fanno? Ma a parte io... dopo... Sì, scusi, dica. a parte dopo cosa fanno? Casomai, viste poi le motivazioni che vengono date, e molto prima, che chi sostiene che è un'ingiustizia che dei bambini non siano italiani, anche se vivono in Italia, vanno a scuola in Italia, che è un'ingiustizia che non abbiano la cittadinanza italiana, che questo comporta è un ostacolo all'integrazione, al sentirsi italiani. Allora tutto questo effettivamente dovrebbe cominciare molto molto prima. A 16 anni i giochi più o meno sono fatti, e questo che mi sorprende, perché certo che 2 anni possono fare la differenza, ma se le motivazioni sono quelle che ho detto e quelle sono che vengono addotte, arrivare a 16 anni senza la cittadinanza, oppure a 18, tenuto conto che io ho sentito molti dire ma poi anche a 18 non è mica facile ottenere la cittadinanza italiana. Non è proprio vero, per fortuna, perché in effetti se fosse un iter burocratico complesso e con degli ostacoli si capirebbe. In effetti, da quello che ne so io, a 18 anni un ragazzo può, basta che si rivolga al suo comune di residenza e, presentando alcuni documenti semplici e del tutto ovvi, si rivolge all'ufficio di Stato civile, dichiara la sua volontà di acquisire la cittadinanza italiana, e questa gli viene concessa. Però vede, Quindi, c'è una cosa che io mi pongo, c'è una domanda che io mi pongo, ed è questa. Un ragazzino che cresce nella famiglia in cui vede sua madre col velo, che non esce se non è accompagnata dal papà o comunque da un parente. Un ragazzino che non parla generalmente l'italiano in casa, perché in casa si parla la lingua originaria. Un ragazzino che vede comunque gli adulti che svolgono la loro attività secondo i ritmi della loro religione, quindi viene Ramadan, fanno Ramadan, le donne che pregano fuori nel matroneo per i fatti loro, eccetera, eccetera. Ecco, uno così lo mettiamo nella scuola italiana, dove peraltro non parla l'italiano, quindi deve prima di tutto imparare a parlare l'italiano. Bene o male, alla fine dell'anno diciamo, e vabbè, gli diamo la promozione, vediamo un po', poi si vede, quella. Questo arriva a 16 anni e gli danno la cittadinanza. Domanda, l'integrazione in tutto questo dov'è? esatto, giustissimo, perché l'idea, questo Tajani è stato al meeting di Rimini e l'ha detto, secondo lui la scuola è il luogo dove i bambini assimilano l'italianità, apprendono la cultura italiana. È tutto da dimostrare questo, magari fosse, ma anche in situazioni più favorevoli. Prendiamo un bambino che è nato in Italia, quindi parla italiano perché ha già fatto le scuole materne, poi ha fatto le elementari, però ha ragione lei, molto dipende, il suo atteggiamento nei confronti dell'ambiente in cui vive, dell'Italia, dipende molto dalla sua famiglia. Da come la sua famiglia, ma non soltanto, c'è un elemento che viene considerato pochissimo e invece molto importante, anzi due. Uno, se parliamo di bambini musulmani, bisogna vedere che cosa come gli viene presentata l'Italia e la cultura italiana e l'ambiente, le donne italiane, ma non soltanto, quando va in moschea. Soprattutto ci sono moschee, le più preoccupanti, per quel che ne so, sono quelle cosiddette informali, che sono le meno controllate, quelle che nascono anche un po' spontaneamente, e sembra che siano quelle dove non solo si presenta un'immagine negativa dell'Occidente, dell'Italia, del cristianesimo, ma anche di peggio, anche peggio. Da alcune di queste moschee si teme che escano anche i jihadisti o i ragazzi che scelgono poi l'ostilità armata. Ma c'è un altro fattore ancora.
non so se, forse non si percepisce molto, ma in Italia organizzazioni non governative e cooperative svolgono un'attività fittissima, costante di, non so come chiamarla, di denuncia, mettiamola così, di denuncia e di allarme, ecco, di allarme nei confronti, rivolgendosi agli immigrati, di allarme perché, lo dico in parole molto semplici, fate attenzione che vivete in un paese popolato da razzisti, da persone che non vi vogliono, da persone che vi disprezzano, e perché gli italiani sono razzisti. Ripeto, non so fino a che punto ci si renda conto. Io che seguo anche questo fenomeno, ho un elenco in un file di mostre, conferenze, dibattiti, cene etniche, innumerevoli occasioni, mostre fotografiche per esempio, innumerevoli occasioni in cui si trasmette agli stranieri questo messaggio: vivete in un paese ostile. E questo è uno dei questo atteggiamento che vorrebbe essere buono. Noi siamo dalla vostra parte, purtroppo vivete in un paese di razzisti, noi siamo dalla vostra parte, vi avvisiamo e cerchiamo di proteggervi, ma è in effetti un modo, non so fino a che punto consapevole, secondo me spesso sì, di creare veramente, di innalzare un muro invece di abbattere delle barriere culturali, linguistiche e di altro genere ancora. Beh, ma E poi quindi, se si va in giro, mi scusi, se si va in giro a dire vabbè, vivete in un paese di razzisti, è chiaro che poi qualunque cretino che sia in grado di procurarsi un coltello o una pistola esce per strada e si sente il vendicatore dei torti. o come minimo se ne sta per conto suo con i suoi simili, perché si sente non gradito, allora, il fatto di essere cittadino o non cittadino italiano, secondo me, è proprio l'ultimo degli elementi che possono pesare sulla bilancia integrazione sì, integrazione no, anche perché nelle scuole, nei vari ambienti pubblici in cui i bambini stranieri vivono, non hanno modo di percepire ostilità e emarginazione. Difatti uno degli argomenti accampati per affrettare l'acquisizione della cittadinanza italiana è proprio godere degli stessi diritti e essere trattati allo stesso modo. Qualunque bambino straniero, che poi noi parliamo sempre, immaginiamo sempre gli stessi bambini, ma straniero vuol dire il mondo intero, possono essere bambini africani, possono essere bambini sudamericani, asiatici, nordamericani, qualunque bambino che frequenta regolarmente la scuola non si percepisce come estraneo per il fatto di essere straniero, magari per altre sue caratteristiche. Infatti, cioè qui io dicevo in quest'articolo, basta andare all'uscita della scuola quando escono di corsa i bambini finalmente liberi e se ne vanno, e lì si ha la prova che escono tutti insieme e poi a gruppetti, ma il fattore etnico, il fattore dell'italianità o meno, secondo me, per quel che ho potuto verificare, è praticamente irrilevante. Certo che però può contare invece l'autoemarginazione per i motivi che dicevamo prima. Se poi si parla di diritti, è lì proprio sostenere che i bambini stranieri hanno meno diritti di quelli italiani è veramente insostenibile, perché non esiste sesquipedale, insomma. Senta, lei però dice che in realtà il paradosso è in un altro fatto, cioè c'è chi vuole la cittadinanza italiana, ne è ad averla,
oppure molto semplicemente con lo ius scholae otterrebbe la cittadinanza italiana, ma perderebbe quella del paese d'origine dei genitori, quindi perderebbe la doppia cittadinanza. Quello può capitare perché ci sono dei paesi che non ammettono la doppia cittadinanza, e questo allora sì che solleverebbe un problema che può diventare serio, perché dei minori che abbiano la cittadinanza diversa dai genitori può diventare un problema comunque, tanto più se poi quella famiglia si trasferisce in un altro paese dove ha già capito in più. Ecco, lei mi ha fatto venire in mente una cosa importante. So che si stanno facendo dei sondaggi per vedere quanti italiani sono favorevoli allo ius soli, quanti allo ius scholae, eccetera. No, io non ho ancora, ho cercato, non ho ancora trovato un sondaggio rivolto ai diretti interessati. Questa è una domanda, secondo me, una bella domanda, ma davvero è il problema principale per le famiglie straniere che vivono in Italia, quello di far avere ai loro figli la cittadinanza italiana? Infatti. Proviamo a vederla in questi termini, perché se noi pensiamo a una famiglia senegalese e ci immaginiamo che i genitori siano ansiosi di far avere ai loro figli la cittadinanza italiana. Magari sono ansiosi loro di ottenerla, perché io penso, anzi ritengo, che non avere la cittadinanza italiana comporti più problemi a degli adulti che lavorano che non ai loro figli. Invece di mettere una famiglia senegalese, immaginiamo una famiglia canadese. Ma ci viene in mente che una famiglia canadese non veda l'ora di far superare ai loro figli l'handicap di non essere anche italiani? Ma non ci passa neanche per la mente. No. E allora lì io sono stata accusata con molto vigore per aver detto questo in passato. E allora lì c'è dietro un inconsapevole ma effettivo razzismo, perché pensiamo che ci siano delle nazionalità diverse. Non ci viene in mente che un canadese, un australiano siano così ansiosi mentre difatti il problema in Italia è abbastanza recente e risale agli anni in cui è iniziata un'immigrazione forte, spesso tra l'altro illegale, dall'Africa e dall'Asia. Senta, ma proviamo un attimo a capire allora dov'è il trucco in questo gioco delle 3 carte. Ma non è che niente, è solo una mossa per avere un potenziale parco di elettori favorevoli o pendenti a sinistra in più? È altrettanto vero però che leggevo ieri su Avvenire una proiezione, praticamente lo ius scholae, mi scusi, riguarderebbe qualcosa come 500.000 nuovi italiani. Sì. E che te ne fai di 500.000 di potenziali elettori? Poi bisogna vedere anche se saranno elettori che voteranno per te o se si faranno il partito islamico. Sì, tra l'altro, bravo. E questo è un altro elemento importante. Non so quanti di questo 500.000 siano musulmani, certo sono sicuramente parecchi, anche perché un dato che si considera poco invece importante, sono moltissimi gli immigrati regolari, ma ancora di più credo irregolari, che arrivano dall'Asia, e quelli che arrivano dall'Asia sono quasi tutti musulmani, perché prevalentemente arrivano dal Pakistan, dal Bangladesh, dalla Siria, da paesi tutti islamici, quindi verosimilmente sono musulmani, più quelli effettivamente africani. Ecco, questo mi fa venire in mente che il ministro Tajani ha anche insistito sul fatto che, questo lo diceva sempre al meeting di Rimini, che bisognerebbe sollecitare
degli africani, dei giovani africani a venire in Italia a imparare l'italiano. Non so se questa notizia è circolata, e anche questa è una cosa che mi lascia perplessa per due motivi. Primo, che cosa intende? Che delle famiglie africane mandino i figli in Italia a imparare l'italiano a spese loro, oppure a spese del governo italiano, dimenticando che tutte le ambasciate italiane nel mondo hanno anche un istituto di cultura e facoltà e mezzi per aprire dei corsi di lingua italiana, come fa la Cina, per esempio, che è da anni che lo fa in tutta l'Africa e credo anche altrove. L'altra perplessità è questo insistere sempre sugli africani come se la questione, non voglio chiamarla problema, comunque ma a volte lo è, dell'immigrazione fosse solo una questione che riguarda l'Africa, mentre invece in Italia arrivano cittadini di altri continenti, soprattutto l'Asia, ma anche molto l'America Latina. Però è una domanda che vorrei porre io, perché questa concentrazione su lo ius scholae e perché questa limitazione, questa visione che è così parziale di un fenomeno che invece è un fenomeno più complesso, più articolato e questo anche in funzione di interventi per ridurre, se vogliamo parlare dell'immigrazione illegale che ci crea tanti problemi, anche questo focalizzarsi solo sull'Africa può rivelarsi poi un errore, proprio perché i flussi illegali da tempo sì, continuano ad essere prevalentemente dall'Africa, ma in misura crescente invece da paesi asiatici. Quest'anno, dall'inizio dell'anno, siamo a più 40% di arrivi illegali dall'Asia, che creano gli stessi problemi di quelli che arrivano dall'Africa, perché si tratta di persone che arrivano illegalmente con tutte le conseguenze che sappiamo, chiedono asilo e questo fa scattare quel protocollo che permette a loro di rimanere in Italia finché la loro richiesta di asilo viene o accettata o nella maggior parte dei casi respinta. Ma questa è ancora un'altra storia. Oggi siamo qui per parlare di ius soli. Tra l'altro lo ius soli ci sono paesi che storicamente hanno scelto lo ius soli, gli Stati Uniti per eccellenza, ma lo hanno fatto quando gli Stati Uniti avevano fame di immigrati e una popolazione piccolissima, e quindi hanno adottato questo principio per cui chiunque nasce tuttora così in territorio americano, ma vale anche per la Gran Bretagna. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Sta accadendo in Gran Bretagna, tra l'altro ne è l'espressione. Bravo. Ne è l'espressione. Infatti. Qualche giorno fa mi veniva inviata la fotografia del sindaco di Brighton, il quale era vestito con gli abiti tradizionali islamici insieme alla moglie. Ecco, e tutto questo però lui posava insieme alla moglie dentro il municipio di Brighton, che è una costruzione di architettura severamente vittoriana, quindi l'idea degli inglesi con la bombetta, gli inglesi che si fa ma non si dice, gli inglesi con la regina Vittoria che copre le gambe dei tavolini così nessuno può fare brutti pensieri, insomma un'idea di Inghilterra
diciamo anche forse un po' stereotipata, ma di un certo tipo. Le gambe dei tavolini, invece... scusi, le gambe dei tavolini coperte è abbastanza affine all'idea musulmana, se vogliamo, ma mentre lo diceva mi veniva in mente questo, però no, lei ha centrato la questione. Negli Stati Uniti, quando è stato istituito lo Ius Soli, c'era una capacità di integrazione e di assimilazione formidabile, quindi veramente quello che importava, un'identità comune si creava, e non siamo più in questa situazione. Lei l'ha detto molto giustamente all'inizio di questo nostro dialogo. Infatti. È proprio questo tanto più diventa difficile e non garantita l'assimilazione, l'unione di vedute, la condivisione di valori e complessivamente di una cultura, tanto più se da molte parti si dà un'immagine negativa di questa civiltà, di questa società, di questa cultura, e in un momento in cui la cultura occidentale in tutte le sue forme è sotto accusa. Infatti. E quindi molto debole. Senta, professoressa, ma ammesso che in Italia le cose vadano a finire, perché questo è un paese che vive di provvisorietà permanenti, lo approveranno o no questo Ius Scholae? Oppure adesso a inizio settembre ci saranno cose più impellenti di cui occuparsi, come ad esempio la finanziaria? Guardi, non lo so, quello che so e che spero è che si rifletta un momento. Ci sono problemi più importanti per tutti da affrontare e di cui occuparsi. Per me la cosa sostanziale è questa. Lei ha citato il titolo di un mio articolo. Non serve, è inutile in questo momento, ai fini dei diritti dei bambini, ai fini dell'integrazione e del sentirsi felici di vivere in Italia. Che cosa cambia se un ragazzo a 16 anni può chiedere, tenendo conto tra l'altro che un ragazzo a 16 anni non chiede la cittadinanza italiana, sono i suoi genitori, perché è ancora un minore, e lasciamo che arrivi a 18 anni e lo decida da solo, perché potrebbe anche non essere contento della decisione dei suoi genitori. Per me anche questo è un aspetto da considerare. Se si esclude che la condizione sia il primo ciclo, quindi la scuola elementare, se si arriva alla fine della scuola obbligatoria, che sono i 16 anni, perché non aspettare quei 2 anni in più, quando la persona capace di intendere e di volere nel pieno dei suoi diritti decide, magari contro la volontà della sua famiglia, oppure in piena armonia. Infatti. Senta, le voglio raccontare una cosa, perché poi dicono ce l'abbiamo con gli islamici. No, ce l'abbiamo con chi usa l'immigrazione come un grimaldello, diciamo, per sfasciare il tessuto di questo paese. Perché se non c'è integrazione, che è anche assimilazione, non andiamo da nessuna parte, oltre che controllo dell'immigrazione. Ma ecco, le voglio raccontare questo. C'era questo ragazzino cinese, è stato uno degli ultimi alunni di mia madre alla scuola media, si chiama Vibo Valencia, quindi profondo meridione d'Italia, e questo era molto bravo, si applicava, faceva i compiti, era sempre diligente. Cavolo, questo primeggiava, era bravo. Arriviamo verso giugno, esami di terza media, e lui con la più grande serenità venne a dire: sì, va bene, però
Io, trovandomi facendo, mio padre e mia madre mi hanno detto che ora che mi prendo la licenza media devo smettere di andare a scuola perché ho l'età giusta per potermene andare a lavorare nel negozio di mamma e papà. Allora la domanda è: ma che cavolo di integrazione è un'integrazione nella quale un ragazzino a 14 anni viene strappato via dalla scuola media, uno bravo che potrebbe avere quindi diritto, secondo la Costituzione più bella del mondo, a raggiungere gli alti gradi degli studi superiori? Ecco, che integrazione è pigliarlo, strapparlo, metterlo a lavorare perché? Perché la buonanima del presidente Deng nel 79, quando aprì la Cina al mondo, disse: e adesso, cari compagni, è venuta l'ora d'arricchirvi. Ecco, questo è il fatto. Dov'è Sì, l'integrazione di sto ragazzino? ecco, allora se vogliamo tutelare i diritti di tutti i minori che vivono in Italia, italiani e stranieri, mi sembra importante vigilare proprio su situazioni di questo genere. È vero che la scuola è obbligatoria fino a 16 anni, ma sappiamo anche che molti ragazzini non completano, non studiano neanche fino a 14 anni e poi non completano quindi il ciclo di studi superiori. Magari per un motivo come questo, la famiglia che ritiene che, come tradizione vuole, sia già arrivato il momento, anzi sia già passato perché avrebbe potuto incominciare prima, a sostituirsi o affiancarsi e sostituirsi al padre nel provvedere alla famiglia. Vigiliamo su questo diritto così importante di qualunque bambino, maschio e femmina, di completare il ciclo di studi previsto dalla nostra Costituzione, perché questo effettivamente è un diritto importante che se viene negato è un danno per sempre, no? Irrimediabile può essere. E non so che fine abbia fatto quel bambino cinese, ma io temo che siano molti i bambini che rischiano o che effettivamente vengono tolti dalla scuola e avviati ad attività lavorative prima del tempo. Lei ha fatto proprio un esempio, secondo me, eccellente e che coglie la sostanza di una preoccupazione. Ci preoccupiamo dei diritti e ci preoccupiamo che anche i bambini stranieri abbiano gli stessi diritti di quelli italiani. Ecco, se ce ne preoccupiamo davvero e sostanzialmente, questi e altri rischi che corrono i bambini stranieri e le bambine vanno considerati e su questo impegnare risorse ed essere inflessibili. E penso anche a tante altre violazioni dei diritti fondamentali del bambino e della persona che degli stranieri, dei bambini stranieri in Italia rischiano, è tutt'altra questione, ma per esempio penso al rischio, anzi alla realtà di tante bambine straniere residenti in Italia, magari nate in Italia, che però vengono sottoposte a interventi di mutilazione genitale femminile. Infatti. C'è una legge italiana del 2006 che le tutela. Io ogni tanto mi domando, e prima o poi invece la domanda la porrò, cioè me lo domando tra me e me, ma porrò la domanda a qualcuno che mi sappia dare una risposta. Quella legge, che è un'ottima legge, io spero che venga applicata in tutti i suoi aspetti, incluso fondamentale quello della prevenzione. Esattamente. Professoressa, senta, noi siamo arrivati al termine di questa conversazione, ma mi dica una cosa, ma perché ci si attacca in fondo a argomenti come questo? Cioè è il caldo, è la mancanza di argomenti, è una banale speculazione politica? Dipende dai soggetti, può essere anche
semplicemente, sì, può essere un calcolo politico, non so fino a che punto è giusto, può essere anche adeguarsi ai tempi, essere l'influenza delle campagne woke, delle campagne di avversione all'Occidente, la subiscono tutti, anche i politici, anche i sacerdoti, ai vertici delle gerarchie. Non dobbiamo pensare che soltanto noi comuni cittadini siamo più inclini, più esposti a subire l'influenza di propagande varie. La subiscono in misura diversa. Molto conta anche l'informazione, la conoscenza. Se si ignorano dati, fatti, è più facile che si creda a chi dice che è bene fare certe cose. Ne abbiamo parlato nei minuti passati. Come dicevo prima, se non si sa che più del 40% degli immigrati illegali sono asiatici, ci si comporta di conseguenza e ci si preoccupa soltanto dell'immigrazione africana. E questo è l'esempio che abbiamo fatto prima, ma gli esempi possono essere altri. Quello che lei ha appena citato, il rischio che dei bambini vengano tolti dalla scuola, bisogna saperlo, lei lo sa perché per esperienza diretta. Tanti che non lo sanno possono essere completamente non sapendolo, non gli viene neanche in mente. A me viene in mente perché conosco le culture e le società africane e non soltanto. E se no si può pensare che leso diritto di un bambino straniero sia non poter andare, e questo è il grosso problema, non poter andare in gita scolastica in un paese all'estero perché essendo di nazionalità, che ne so, marocchina, in quanto marocchino per poter andare in quel paese ha bisogno di chiedere un visto. Le cito questo esempio perché a corto di argomenti questo è proprio un caso che è stato citato. A domanda, ma quali sono i diritti dei bambini stranieri negati ai bambini stranieri? E per esempio, quando c'è una gita scolastica in Spagna, in Germania, se la nazionalità di quel bambino, se il paese di cui quel bambino è cittadino non può entrare, non ha un accordo per cui ci vuole un visto perché per l'ingresso, ecco che quel povero bambino non può fare la gita scolastica o per farla deve chiedere al consolato, all'ambasciata, non lo so, deve chiedere un visto. Ecco, questo sarebbe il diritto leso su cui si concentrano delle persone che non si rendono conto di quali diritti, ma veramente fondamentali, possono essere negati a dei bambini stranieri, ma non per cattiva volontà dell'Italia che li ospita, degli italiani che li ospitano, ma per tradizioni e istituzioni loro che ieri è arrivata in Italia la mamma di Saman, la ragazzina che è stata uccisa dai genitori e dallo zio, lei se lo ricorda, sì, perché rifiutava di sposare il cugino pakistano che loro avevano deciso fosse suo marito. Il padre è già stato estradato dal Pakistan un anno fa, mi sembra, la madre era ancora latitante e giorni fa, qualche settimana fa, è stata invece arrestata in Pakistan e il Pakistan come dimostrazione di buona volontà ha accettato di estradarla così come aveva fatto con il marito e lei è arrivata in Italia ieri. Ecco, per tradizioni consolidate, Saman Abbas, mi sembra si chiamasse la bambina, sì, ha visto i suoi diritti negati al punto di essere uccisa dai
dai parenti. Ecco, puntiamo su queste su queste possibili violazioni dei diritti dei bambini e non, però per farlo bisogna, torno alla domanda iniziale, bisogna sapere che succedono queste cose. E credo che questo parlarne di più. Infatti. E credo che questo sia il punto sul quale lasciamo la riflessione ai nostri ascoltatori. La ringrazio molto. Io ringrazio lei e spero a presto, è sempre un piacere. Certo. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Qui Parlamento. Semplificazione. Eccoci qua, pronto? Mi sentite? Sì, sì. Allora, dicevo, abbiamo al telefono con noi l'onorevole Gianangelo Boff, che vi ricordo fa parte della Commissione parlamentare per la semplificazione, della quale è vicepresidente, e poi componente anche della 8ª Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici. Buongiorno onorevole, ben trovato e grazie del suo tempo. Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Ecco, lei mi passi la battuta alla Totò, capita a fagiolo, perché abbiamo appena ascoltato un lungo intervento della professoressa Anna Bono in tema di Ius Scholae. Ius Scholae, perché no, onorevole? Perché? Soprattutto c'era bisogno in questo momento di occuparsi dello Ius Scholae? Beh, intanto non la rilevo come una priorità che i cittadini rappresentano. Faccio anche il sindaco e frequento la cittadinanza tutti i giorni e francamente non mi segnalano lo Ius Scholae come una priorità dei nostri cittadini. Tra l'altro l'Italia è uno dei paesi che ha il maggior numero di cittadini che chiedono e ottengono la cittadinanza italiana rispetto alla media europea, quindi un problema tra l'altro che non si pone né tecnicamente né come istanza che viene posta dai cittadini. Io ritengo che comunque la cittadinanza sia una scelta libera che un cittadino deve fare nel momento in cui raggiunge la maggiore età e decide di chiedere la cittadinanza italiana, ma chiedere e ottenere la cittadinanza italiana noi abbiamo già una procedura e io da sindaco ho fatto l'accettazione di ogni anno diverse richieste di cittadinanza che arrivano poi con la nota della Presidenza della Repubblica e gli si dà la cittadinanza italiana, ma a persone che non dipende da che periodo uno frequenta in Italia o se frequenta la scuola o meno, ma essere cittadino di un paese, intanto uno deve volerlo, perché può esserci che uno decida di rimanere in Italia e conservare la propria cittadinanza. Io ho vissuto per tantissimi anni in Germania, pur rimanendo italiano, orgoglioso di essere italiano. Così può essere anche lo straniero che è in Italia, che comunque non ha meno diritti di un italiano, anche se conserva la propria cittadinanza, e quindi può anche decidere di mantenere la propria cittadinanza, perché riconoscersi in una cittadinanza significa riconoscersi in dei valori, in delle tradizioni, e ovviamente anche chi la concede la cittadinanza deve tenerlo in considerazione. Sicuramente noi siamo un paese occidentale, un paese democratico dove si riconosce ad esempio l'eguaglianza fra l'uomo e la donna, cosa che non è scontata dappertutto in tutte le culture. Ovvio è che un cittadino italiano ad esempio su questo tema deve sicuramente riconoscersi. Sul rispetto dei diritti umani, ad esempio, su questo uno per essere cittadino italiano deve rispettare quella che è la Costituzione italiana, i principi fondanti della Costituzione italiana, e la Costituzione italiana dice questo. Quindi io non la metterei tanto sul periodo in cui uno fa cosa o viene in Italia o come ci arriva o se frequenta la scuola o meno, ma dipende se quel cittadino si identifica nei valori o dimostra di identificarsi nei valori dell'italiano, della Costituzione italiana e dello Stato italiano. Questo è il punto sul quale si verte, altrimenti allora non esiste più neanche
uno Stato italiano se chi non chiede la cittadinanza italiana poi non si identifica in questi valori. Quindi, proprio per questi motivi è importante che nel momento in cui viene data la cittadinanza italiana venga data sulla base di un'istruttoria in cui queste cose si spera vengano verificate e chi chiede di diventare cittadino italiano oneri e onori sia un italiano, sia poi un italiano che crede nei principi fondanti della nostra Costituzione, che crede nei diritti che noi garantiamo ai nostri cittadini e ai nostri connazionali e agli stranieri. E quindi questo è importante perché altrimenti c'è uno Stato con dei cittadini senza dei valori fondanti, non è più uno Stato. Infatti, senta, ma a parte il fatto che io osservo una cosa, voglio dire, si parla tanto ai bambini stranieri. Sì, molti di questi spesso non sanno parlare l'italiano, non sanno scrivere, quindi anche vengono in un certo senso stancamente trascinati fino a conseguire quantomeno il diploma di scuola media. Ma sottolineo una cosa che osservava stamattina, io credo acutamente, Magdi Allam, mi permetto di esprimere solidarietà a Magdi Allam e a tutti i colleghi che sono al centro di quella immonda, oscena e pornografica lista che è stata diffusa dal nuovo Partito Comunista Italiano, dove vengono indicati i cosiddetti agenti sionisti da combattere. Questo lo dico a margine. Detto ciò, però, appunto, Magdi Allam stamattina diceva, parlando con La Verità, se mal non ricordo, ragazzi, però state attenti perché lo Ius Scholae funziona se a scuola comunque ti insegnano l'idea di patria, ma una scuola che è mondialista, dove si parla di cittadinanza europea, dove si dice non ci sono confini, siamo tutti uguali e qua e là, è chiaro che una scuola così non ti dà un'impronta patriottica o comunque un'identità culturale italiana. Lei che ne pensa? Ma certo che sì, perché quando noi diciamo uguali a cosa? Perché se noi parliamo già di Europa possiamo dire che all'interno del continente europeo, dell'Unione Europea, ci sono o bene o male dei valori che sono abbastanza condivisi, quindi potrebbe starmi bene anche se uno dice i valori della cultura europea, già come estensione territoriale può andarmi bene, ma se poi noi consideriamo allora la pena di morte per quelli che girano per la strada, per le donne che girano per la strada senza velo o quello che vediamo molte volte sulla cronaca, quello noi lo accettiamo come cultura italiana, come cultura europea? No, quindi chi crede in quello non può essere cittadino italiano, cioè c'è poco da fare, altrimenti va modificata la Costituzione, decidiamo che i nostri principi fondanti sono diversi da quelli che hanno scritto i padri costituenti, dove ci può essere la discriminazione fra uomo e donna, dove ci può essere la discriminazione per religione, dove ci può essere la discriminazione per altri motivi, per motivi sessuali ad esempio, perché noi parliamo tanto di libertà eccetera, però noi abbiamo molte culture dove ad esempio la diversità sessuale viene condannata anche con pene molto severe, quindi dobbiamo far pace con noi stessi e capire, o decidiamo che tutti possono essere italiani per il principio del mondialismo, ma allora a quel punto dobbiamo cambiare anche la Costituzione e decidere che i nostri valori sono diversi, cosa che nessuno di noi vuole, oppure dobbiamo dire che chi sposa quei principi, quei valori e quelle tradizioni che sono scritte in Costituzione, quelli possono essere cittadini italiani, gli altri possono stare in Italia finché rispettano le leggi e si comportano bene, ma non possono essere cittadini italiani perché non si identificano nei valori che lo Stato italiano ha scritto per chi è italiano. Mi sembra talmente lapalissiano e talmente chiaro che mi sembra evidente. Quindi questo è la Carta Costituzionale che lo dice. Quindi la nazionalità secondo me va data sulla base dei principi, dei valori e anche sulla base di cosa viene uno a fare nel nostro paese, perché ovviamente se uno dedica la propria permanenza nel nostro paese alla criminalità, a creare disordine pubblico, eccetera, io ritengo che quello non sia un modello di cittadino italiano del cittadino straniero da far diventare italiano del quale noi abbiamo bisogno. Ritengo che quella persona che già prima di
entrare in casa nostra, perché facciamo finta che sia l'uscio di casa nostra, prima di entrare in casa nostra ci rompe la porta, ci rompe la finestra o ci sporca, cioè non abbiamo nessun motivo per doverlo invitare a casa nostra e anzi portargli la residenza a casa nostra. Quindi se noi facciamo a volte dei ragionamenti elementari, capiamo quanto assurdi siano a volte quei ragionamenti, diciamo, astratti e puramente teorici che poi si sentono professare da molti esponenti politici della sinistra. Infatti. Senta, per concludere, siamo ormai alla ripresa. Che cosa la attende in Commissione Semplificazione? Ma noi adesso stiamo prendendo per mano, stiamo facendo le audizioni con tutti i ministri, ne abbiamo già fatte 2, proprio per lavorare di pari passo con il governo, cioè in base ai provvedimenti che i ministri intendono portare all'attenzione, di pari passo agire noi come Commissione Semplificazione, che logicamente ha solo lo scopo consultivo, quindi può dare un parere, ma cercare di dare un parere nei singoli provvedimenti che vadano anche nell'ordine della semplificazione della vita dei cittadini. Quindi per aumentare appunto l'efficacia di quello che può essere il lavoro di questa commissione, noi ci siamo posti come proprio obiettivo di lavorare di pari passo con il governo, perché di semplificazione ce n'è bisogno in qualsiasi ministero, in qualsiasi norma che qualsiasi ministero possa partorire, che poi arriva in Parlamento o come decreto o come anche disegno di legge del Parlamento, ma importante è appunto lavorare. Se noi cerchiamo di lavorare sui provvedimenti che stanno venendo avanti, è ovvio che abbiamo più efficacia che non metterci noi a lavorare su cose che magari poi hanno tempi di approvazione lunghissimi e quindi poi i cittadini si accorgono meno dell'efficacia del nostro lavoro. Quindi ci siamo posti un po' anche con il Presidente e con l'altro Vicepresidente, con l'Ufficio di Presidenza, questo obiettivo, che è quello di seguire di pari passo e dare il nostro contributo in termini di semplificazione su ogni provvedimento che viene poi portato avanti. Molto bene, allora al piacere di risentirci presto. La ringrazio voi e il grande servizio di informazione che date poi ai tantissimi cittadini che vi ascoltano, perché l'importanza dell'informazione e soprattutto dell'informazione come la vostra è molto importante. Grazie anche per queste sue parole, grazie davvero. Sigla. Qui Parlamento. E allora abbiamo parlato con l'onorevole Gianangelo Boff, che vi ricordo è vicepresidente della Commissione parlamentare per la semplificazione e nonché componente della 8ª Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici. Noi per oggi, bella gente, abbiamo finito. Adesso arriva l'immenso Sammy Varin e poi c'è tutta la programmazione della radio. Noi ci ritroviamo domattina alle 10:30, 10:35 trattabili, sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Ci salutiamo con una canzone sigla finale, cioè Luciano Rossi, Ammazzate O del 1975. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buongiorno. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Senti un po', bella mia, proprio te che cercavo stasera. Dimmi un po', volemo contare tutte le volte t'ho lasciata io, poi una sera